la solidarietà, l'aiuto reciproco, l'attenzione gli uni agli altri sono la strada maestra. Se si passa alla violenza, all'aggressività, abbiamo perso tutto quel capitale sociale che abbiamo accumulato nelle scorse settimane. L'appello del vescovo di Treviso a Ring affinché la fase 2, tra maggiore libertà ma anche maggiore inquietudine per il timore di un ritorno del contagio, sia affrontata al meglio. Per Monsignor Tomasi ora è necessario rispettare le regole con responsabilità. Qui si vede appunto se abbiamo imparato qualcosa a livello di persona e siamo capaci di non lasciarci prendere dalla paura e dall'ansia, sono delle cattive consigliere, ma siamo costantemente attenti al bene di ciascuno e al bene di tutti. E poi le difficoltà dei parroci alle prese con celebrazioni dei funerali autorizzate dal governo ma complicate da gestire, soprattutto nelle piccole parrocchie. Se un parroco dovesse vedere che le condizioni non sono date, io ho chiesto di celebrare quando tutte le condizioni sono realizzate. Se non è così, c'è la regola che abbiamo seguito fino ad ora, il commiato al cimitero. E le messe? Ancora non c'è una data certa per il ritorno previsto per fine maggio. In ogni caso già ci si interroga su come sarà possibile soddisfare tutte le esigenze, sicurezza in primis. Qualcuno ha ipotizzato l'aumento di cerimonie giornaliero per scaglionare la presenza dei fedeli. Forse quella di celebrare di più Eucaristie potrà essere una parte della soluzione, però al momento non sono in grado di dare indicazioni pratiche e realistiche. Dobbiamo anche aspettare le indicazioni che verranno a livello nazionale.